Allora, eccoci Ermanno, siamo tornati in diretta. Allora ripartiamo da questo servizio iniziale che aveva un problema tecnico, ve lo riproponiamo. Eccolo, un attimo solo, mi dicono dalla regia, vediamo cosa succede, vediamo se abbiamo il benestare. E così dopo potremo iniziare, come dire, a ricostruire anche quella che è stata questa vicenda di Tangentopoli. Vediamo. Ecco. Forse non è una serata giusta, abbiamo forse ancora qualche problema. Qui c'è il zampino di Berlusconi, qua c'è qualcuno che... No. E comunque a Milano il tribulzio su questi viene sempre fuori, anche recentemente. No, beh, infatti, con il Covid, assolutamente, col Covid è tornato alla ribalta, evidentemente anche quello è come dire, un luogo forse... Ma sicuramente possiamo dire che quando Mario Chiesa viene pizzicato, no? Viene sorpreso come dire, con le mani nel sacco, appunto Craxi ne parla come se fosse una cosa come dire, marginale, però di fatto invece dietro, cioè si coglie questo episodio, ma dietro la vicenda era ben radicata ormai. Cosa dice Gottardo? Sì, viene presentato come un episodio e Craxi cerca di coprire, ma ormai era finito un tempo, ecco. Non c'era più, uso sta parola in modo improprio, però mi serve, non me ne viene un'altra, non c'era più legittimazione, diciamolo in termini un po' dorotei alla democrazia cristiana, non c'era più legittimazione per i finanziamenti irregolari. Perché poi lo spettro è sempre molto più complesso, non sono solamente irregolarità di corruzione personale, ci sono varie modalità con cui si espande questa forma di mala finanza che sostiene la politica. Cerca di farne un fatto personale, Craxi non comprende che invece era un fatto di cambio di sistema, che era cambiato il mondo. Certo. Guardate che il mondo anche adesso, in questi giorni, sta cambiando tutto. Certo. Se noi non è che... Così come il professore citava certi aspetti misteriosi con cui c'è la presa di potere di Berlusconi. Mica è tutto chiaro con la presa di potere anche del mio grande amico e stimato Presidente del Consiglio dei Ministri Mario Draghi, che io stimo e sono contento, però non mica è tutto chiaro come è avvenuto tutta questa operazione qui. Certo, diciamo che l'inaugurazione di questi voltafaccia strani che di persone non elette l'ha inventato il precedente presidente, no? Quindi Giorgio Napolitano ha detto: ma il presidente può essere chiunque, basta che mi piaccia. Difatti si è inventato anche un certo Renzi, mi pare, no? Ecco, quindi ma vedi che la storia si ripete, perché Hindenburg, generale famoso, alla fine ormai era via di testa perché dopo un anno muore, no? Ha detto a Hitler: prenditi i pieni poteri. Cosa capiva in quel momento quel povero uomo? E a un certo punto bisogna avere il coraggio di fare un passo indietro e mandare avanti i giovani, sbaglieranno, ma caspita, è sempre meglio così. Allora, adesso invece finalmente mi avvertono che abbiamo il servizio pronto, quindi partiamo e poi commenteremo. Mi scuso con i telespettatori, ma a volte succede anche nelle migliori famiglie.
Mani pulite è il termine che identifica la più grande rivoluzione fatta in Italia successiva alla tragica dipartita dei giudici Borsellino e Falcone. Quella fu un'epoca che consentì all'Italia di fare un salto epocale per liberare il paese dalla morsa di un partitismo avido e predatorio. Mani pulite non fece sconti a nessuno, ma fu vittima dei suoi stessi accusati, che pur commettendo reati conservarono il potere ed una spudorata certezza sulla loro impunibilità. Sono politico, ergo sono intoccabile. La certezza stava in un passato remoto, da quella unità d'Italia che si era forgiata nella corruzione, nel sopruso e nella sopraffazione della classe medio-povera. Andava dal Banco di Sicilia, depredato da Garibaldi e i suoi 1000 patrioti, con Ippolito Nievo in testa, allo scandalo della banca commerciale, fino all'oro di Dongo. Mani pulite parte ed arriva ad oggi al Pio Albergo Trivulzio, che rappresenta una impercettibile smagliatura del sistema partito che con una reazione a catena finisce per travolgere tutto e tutti. Siamo alle ore 17 del 17 febbraio 1992. Tutto cominciò ad accadere qui alle 17 del 17 febbraio 1992. A quell'ora Luca Mani, titolare di un'impresa di pulizie che lavorava al Pio Albergo, aveva un appuntamento con Mario Chiesa per consegnargli una tangente di 7 milioni. Nel taschino della giacca aveva un microfono e Di Pietro era in ascolto. Buongiorno, questi gli argomenti di oggi. L'arresto del socialista Mario Chiesa, presidente di un istituto assistenziale di Milano, avrebbe chiesto tangenti. Che conseguenze ci saranno alle prossime elezioni dopo la vicenda Chiesa? Mi trovo un mariuolo che getta un'ombra su tutta l'immagine di un partito che a Milano in 50 anni non ha mai avuto un amministratore condannato per reati gravi commessi contro la pubblica amministrazione. 8 imprenditori che avevano stipulato appalti con alcuni dei più grossi ospedali milanesi sono stati arrestati questo pomeriggio su ordine dal sostituto procuratore della Repubblica di Milano Antonio Di Pietro. I partiti, specie quelli che contano su apparati grandi, medi o piccoli, hanno ricorso e ricorrono all'uso di risorse aggiuntive. Prendiamo in riferimento Bettino Craxi, colui che trasformò Mani pulite in una sceneggiata dove i reati più ovvi venivano classificati in mere scappatelle. Fu l'unico nella sua superba idiozia a spiegare che se tutti compiono lo stesso reato, questo non sussiste, si può al massimo considerare tradizionale consuetudine. Tutti sanno del resto è che buona parte del finanziamento politico è irregolare o illegale. I partiti, specie quelli che contano su apparati grandi, medi o piccoli, giornali, attività propagandistiche, promozionali ed associative e con essi molte e varie strutture politiche operative, hanno ricorso e ricorrono all'uso di risorse aggiuntive in forma irregolare o illegale. Se gran parte di questa materia deve essere considerata materia puramente criminale, allora gran parte del sistema sarebbe un sistema criminale. Non credo che ci sia nessuno, dicevo allora, in quest'Aula, responsabile politico di organizzazioni importanti, che possa alzarsi e pronunciare un giuramento in senso contrario a quanto affermo, perché presto o tardi i fatti si incaricherebbero di dichiararlo spergiuro. Il percorso dell'indagine sui reati di corruzione era nuovo nell'Italia dell'epoca perché mai la magistratura aveva avuto a disposizione tanti mezzi per indagare e per utilizzarli contro la corruzione dei politici. Noi avevamo bisogno della chiavetta per accendere il quadro, perché come funzionava la macchina a Milano l'avevamo ben capito. L'avevamo così capito che ci eravamo messi pure insieme il pool dei perdenti. In realtà se uno fa un abuso è perché ne deve tornare un tornaconto, se uno fa un falso
come reato è perché ne deve avere un tornaconto, perché altrimenti perché dovrebbe dire 2 più 2 fa 5 se sa che fa 4? Se scrive 5 è perché gli fa comodo scrivere 5, il falso. Se invece di vedere una cosa fa finta di non vederla, omette di fare il suo lavoro è perché c'era un tornaconto. In definitiva, occupandomi di reati contro la pubblica amministrazione, fino allora avevo scoperto Lombardia Informatica, Oltrepo Pavese, le patenti facili, l'alluvione, e di chi di più. Avevo fatto un sacco di indagini in cui avevo capito benissimo come funzionava Tangentopoli, ma mi mancava il finale. Perché? Perché non c'era la prova del ritorno, cioè la tangente. Ma Piercamilli Davigo insieme a Di Maggio avevano fatto una miriade di inchieste che addirittura mettevano insieme sia i reati della pubblica amministrazione sia i reati di criminalità organizzata con Di Virgilio e quant'altro, cioè le prime collusioni della evoluzione della mafia che venendo a Milano dalla Lupara passava alle finanze. Gerardo Colombo poi non vi dico, era quello che aveva fatto il Banco Ambrosiano, è quello che aveva scoperto la P2, quello che era andato a Castiglion-Fibocchi, l'IRI. Le carceri d'oro che furono inaugurate dai politici che l'avevano. Le carceri d'oro furono l'inchiesta che ci permisero a noi PM di conoscerci e di capire che insieme potevamo fare la differenza. Il percorso dell'indagine sui reati di corruzione era nuovo nell'Italia dell'epoca perché mai la magistratura aveva avuto a disposizione tanti mezzi per indagare e per utilizzarli contro la corruzione dei politici. Ecco come nasce il pool Mani Pulite. Nasce da un'esigenza di mettere insieme sforzi da parte di magistrati che avevano capito come funzionava e che grazie a Dio ognuno aveva un'attitudine diversa. Io ero il poliziotto, Davigo era quello che metteva a posto le carte che gli portavo io la sera e le traducevo in capo di imputazione perché io ci azzeccavo. Gerardo Colombo era colui che andava il giorno dopo a trovare i riscontri e che faceva quadrare i conti e quindi le prove, i riscontri probatori. Così è stato possibile ideare questa innovazione nel sistema, perché ricordatevi una cosa, che per quanto riguarda la giustizia, l'eterna lotta fra guardie e ladri. Di regola vincono i ladri perché partono prima. La guardia è sempre colui che deve rincorrere per scoprire come ha fatto il reato e per riprenderlo quando è scappato. Ogni tanto capita che la guardia scappa più del ladro. Quando scappa più del ladro? Quando riesce a trovare un meccanismo investigativo che è innovativo rispetto al meccanismo del ladro. Ecco perché io mi arrabbio quando adesso vogliono togliere le intercettazioni. Perché ma come? Finalmente riusciamo a trovare un meccanismo moderno per combattere la criminalità e tu mi vuoi far tornare con l'asino. E in quell'epoca che cosa successe? Che cosa ci inventammo noi tre? Cerchiamo di capire come faceva colui che doveva pagare al pubblico ufficiale a trovare la provvista. Quindi le indagini le spostammo, indagammo non più su chi prendeva ma su chi dava. Ecco, ridò la parola in collegamento a Graziano e così ripartiamo da dove ci eravamo lasciati prima. Prego. Sì, non so bene come riprendere il confronto. Che dire, alcune cose sono già state dette, forse in modo un po' disordinato, e forse alcune le possiamo riprendere rispetto all'oggi, no? Pensando all'impatto che ha avuto quella serie di eventi sull'oggi. Come un po' si diceva prima, c'è stato un cambiamento di stagione politica, non soltanto sono cambiati i partiti e potremmo continuare la discussione sull'origine di alcuni partiti, su come si sono sviluppati, però resta il fatto che il sistema partitico italiano è andato in un'altra direzione, è cambiato radicalmente. In questo senso ci sono stati nuovi attori che sono stati in grado di utilizzare anche nuove forme di comunicazione da un lato, ma anche tematizzare nuovi temi e riprendere in mano vecchie linee di conflitto. Il conflitto centro-periferia, che era stato utilizzato ma non in modo molto significativo sia dalla Democrazia Cristiana sia dal Partito Comunista Italiano, diventa un tema che poi è ancora centrale nella politica di oggi.
Quindi che cosa potremmo dire? Potremmo dire che al di là degli aspetti più connessi alla corruzione, che sono rimasti in larga misura più sotto traccia, perché i dati che abbiamo a disposizione mostrano un picco di corruzione percepita in quegli anni, anche di dati relativi alla corruzione tra il 92 e il 95. Poi c'è stata una diminuzione. Detto questo, però negli ultimi 10 anni gli indici internazionali continuano a collocare l'Italia in una posizione non particolarmente lusinghiera rispetto alla corruzione. Allora su questo c'è forse poco da dire. Quello che però a mio avviso è più interessante è proprio il fatto che la nuova stagione politica, che aveva determinato alcune speranze, che erano le speranze di una democrazia finalmente compiuta, perché al di là di tutto, per la prima volta dopo Tangentopoli si è giunti alla stagione dell'alternanza. Questo non è un elemento di secondaria importanza in una democrazia che era stata bloccata. Quindi il fenomeno di Mani Pulite è stato anche un fenomeno liberatorio per certi versi, che ha portato all'inizio il sistema politico italiano, e ancora di più il sistema partitico italiano, a rinnovarsi. Mi avvio alla chiusura del mio intervento. Con il 2005 la situazione è un po' ritornata al punto di partenza, perché come sappiamo la riforma elettorale del 2005 ha rimesso nelle mani dei partiti un potere che i partiti tra il 93 e il 2005 non avevano perso, però avevano certamente un po' non riuscivano a mantenerlo pienamente nelle proprie mani. Dal 2005 in poi i partiti si sono ripresi la scena, dimostrando anche in questi giorni la difficoltà di giungere poi a delle scelte partitiche che possono essere utili per il Paese, e di qui l'attuale configurazione governativa, che nasce come anche dimostrazione dell'incapacità dei partiti di trovare in una situazione di grande emergenza una risposta che fosse dentro il perimetro dell'azione ordinaria. Sì. Ma nella seconda fase, dopo Mani Pulite, che tipo di partiti, Francesco Trotta, ci troviamo? Cos'è cambiato all'interno con la struttura del partito? Come si presenta al pubblico il nuovo partito? Qualunque esso sia, Lega, Forza Italia, eccetera, hanno una caratteristica diversa. Certo, che siamo passati da dei partiti che erano appunto di massa a partiti che si fondano sulla persona, ovvero Forza Italia si identifica totalmente con il suo leader, Silvio Berlusconi, la Lega inizialmente per molti anni si identifica con Bossi, con Umberto Bossi, il Partito Comunista che diventa poi Partito PSD e quant'altro, e cambia sempre sigle, ma in realtà, come sappiamo, come dice il mio suocero, sono sempre comunisti. Sì. Invece cerca di in qualche modo mantenere forse una forma meno personale e più democratica, anche se ovviamente in quegli anni prima c'è D'Alema, poi ci sarà Prodi e quant'altro, sono meno, tra virgolette, meno personalistici. C'è da dire un altro aspetto che è molto interessante e a cui accennava nella sua riflessione il professor Graziano, ovvero quello che Tangentopoli sembra il momento della speranza, ovvero c'è un ritorno al volere una politica pulita, che man mano scema nel corso degli anni che verranno, perché oggi assistiamo al disaffezionamento alla politica. E questo è veramente brutto, perché io, voi sapete, mi occupo principalmente di mafia, no? E quando vado nelle scuole a parlare con i ragazzi, chiedo sempre ai ragazzi: ma secondo voi che cos'è la mafia? E anche ai ragazzi più piccoli di seconda media e poi a quelli delle superiori. E la maggioranza dice: la mafia è lo Stato. Subito questa risposta. Io ricordo un ragazzino di seconda media, domanda seria, che cos'è la mafia, e lui, all'epoca c'era un presidente del Consiglio, c'era Matteo Renzi, risponde Matteo Renzi. Tutti scoppiano a ridere, ma lui era convintissimo della risposta. E secondo me questo è anche
l'indice sì di quello che sente ovviamente dire a casa dai suoi genitori, ma è indice di un disaffezionamento della politica, perché per combattere la mafia, per combattere il malaffare, la corruzione, c'è bisogno di ripensare anche al che cos'è la politica allora e farla un affezionamento da parte dei più piccoli verso questo valore. La politica deve essere un valore, ecco. Sì, ma è diciamo, una mancanza di affezione nei confronti della politica o una mancanza di un concetto di non appartenenza? Perché se un bambino non riesce a immedesimarsi in quelli che sono i principi su cui la politica si muove, ma la considera come una cosa qualsiasi, e questo Gottardo diventa pericoloso, mi pare, no? Sì, però noi viviamo adesso, guardate, una fase. A me è piaciuta l'ultima battuta che ha fatto il professore, perché anch'io tocco con mano che molte volte la mafia, a me non hanno il coraggio di dire che la politica, per me considerano ancora un politico, quindi per rispetto a me non usano questa parola in modo esplicito, ma mi dicono spudoratamente il potere. Ecco. E quando dicono il potere non sto più a distinguere. Esatto. Ecco, lo fanno in un modo più... Quindi in una fase dove abbiamo sepolto definitivamente tutte le ideologie, dove ci siamo già mangiati il primo ventennio del 2000 e anche la ricordo di fenomeni tipo Tangentopoli comincia a sbiadirsi. Il problema oggi è quello di porsi il tema di rifondazione della politica, altrimenti tu non rifondi neanche la democrazia. Alcuni segnali ci vengono anche dall'esterno. Cosa significa? Quando in America fanno i sondaggi recentemente del dopo Trump, questi giorni, e dicono siete contenti e siamo liberati di Trump, dal sistema democratico americano, di questa doppia polarizzazione, repubblicani, democratici, la maggior parte degli americani, più del 70%, dice che non gli va bene, che vorrebbero qualche altro partito, perché non risoddisfa nessuno dei due poli. Cioè, nelle società, se voi fate la domanda più o meno simile e la fate se gli piace questo sistema politico italiano, voi avrete una risposta simile. Perché cosa significa il fallimento, per esempio, di larga parte del movimento grillino, che è stata l'ultima speranza che abbiamo consumato? Io lo guardo con preoccupazione, non sono mai stato grillino, quindi non è detto che io abbia rimpianti, però sono preoccupato quando vedo che la politica tenta a prendere forma, mentre nella politica, state attenti, quello che vi dico adesso, ci sono dei fili di continuità di potere che adesso che ormai sono diventato vecchio, cominciano a preoccuparmi di questa continuità, di questi fili che ci sono sempre quelli. Una volta mi preoccupavo meno, ero più interessato al ricambio generazionale o al ricambio delle persone. L'altro giorno, guardandomi un dibattito televisivo, c'era un'intervista a Romano Prodi e poi naturalmente sul video è riapparso ormai il nuovo presidente del Consiglio. Allora io mi sono ricordato, a proposito di Tangentopoli, che nel momento in cui scoppia Tangentopoli, c'è il cambio dei governi, si pone anche il problema di dove porre non solamente le reti televisive in mano a Berlusconi, ok, ma c'erano anche tutte le aziende di Stato, quelle dell'IRI, presiedute da Romano Prodi, a chi dargliele? Le partite statali è una quantità enorme di denaro e di potere che erano gestiti dai partiti. Allora c'è un incontro, si affittano il panfilo della regina Elisabetta, che è ancora viva, può confermarlo, si chiama il Britannia, siamo verso l'inizio degli anni 90, 92, 93, roba di questo genere. Adesso la data esatta non me la ricordo più. E
Mio nipote, che è un curioso studioso di storia, dopo che ha visto Prodi e dopo che ha visto in televisione il nostro esimio Presidente del Consiglio, dice: ma Settimo, e dopo che sente che c'è la crisi dei grillini, dice: ma ti ricordi tu chi c'erano in Britannia? Quando si sono divisi e il paese hanno deciso di privatizzare tutte le partecipazioni statali. Ma dico, non mi ricordo bene, so che c'erano dei grandi finanziari mondiali. Per la Democrazia Cristiana il plenipotenziario era Andreatta, ministro del Tesoro. Sì, dice, c'erano tutti questi qua. Ma dice, chi c'era? Degli attuali, di quelli che hanno il potere? Prodi, dico, c'era. Certo, Prodi. E dopo Prodi chi c'era? Draghi. Draghi, direttore generale del mercato. E dice: ma poi sai chi c'era lì come ospite, che non si capisce bene a che titolo? Un certo signor dottor Grillo, che poi fonda i grillini. Questo nel 1992-93, ma l'avevano invitato quando fanno tutta la spartizione del potere italiano, l'asset del potere finanziario mondiale, perché capisco che l'Italia sta prendendo un'altra strada e capisco Draghi, era il direttore del Ministero del Tesoro, capisco Andreatta, era il Ministro del Tesoro, capisco Prodi, era il Presidente dell'Eni, ma che c'entrava Grillo? E dice mio nipote, e dice che c'entra, vedi che c'è ancora adesso. Quindi che è stato determinante nel controllare questo passaggio di nuovo asset di potere. Quali sono i fili non chiari, non democratici del nostro sistema? Sono cose che adesso nella mia vecchiaia mi fanno molto riflettere e fanno anche capire quanto deboli siamo ancora democraticamente, e quanta luce ancora dovremo mettere. Beate televisioni locali, beate queste almeno che ci fanno parlare. Tommasi, mi perdoni professore, Tommasi di Lampedusa lo scrisse già nel Gattopardo: tutto cambia per non cambiare. Perché tutto rimanga uguale. Esattamente. Certo, ma questo è il problema. Perché, che ci faceva? Grillo! Allora faceva l'attore. Settimo, il problema è che quando ti hanno venduto la casa, tu puoi essere il più grande cittadino d'Italia, vai a dormire sotto un ponte. Bravo. Ecco, noi stiamo andando a dormire sotto un ponte. Purtroppo. E quando qualcuno dice che ha bisogno del MES, vuol dire che è uno che vuole il suicidio. O non ha capito niente, va bene, o lo fa solo per prevaricazione politica, ma la gente non capisce cosa sia. Non mi rassegno, ma temo che tu abbia ragione, ma non mi rassegno. Ma vedrai che Draghi non vorrà il MES, perché sa cosa vuol dire. Questa è una dichiarazione, se uno chiede il MES è una dichiarazione di fallimento, è come prendere i libri e portarli in tribunale. Poi può darsi che ti vada bene, ma è molto strano. Con i debiti non si tolgono i debiti. E questo invece è stato Mani Pulite, che ha fatto un debito sopra un altro debito e sopra un altro debito ancora. Andate a vedere i bilanci del governo Craxi, quanto avevano sforato. Poi vi rendete conto perché stiamo pagando quello che stiamo pagando. Attenzione, 1970, quindi non tanti anni prima di Mani Pulite, l'Italia 1970 prende la medaglia d'oro come la moneta più stabile, giusto Gottardo? Tu allora hai memoria cosa succedeva. Cosa vuol dire? Vuol dire che nell'arco di un ventennio l'Italia è stata distrutta. Capo del governo era Rumor, un veneto. Come? Capo del governo allora era Rumor. Sì, Rumor, poi c'è stato Bisaglia. Sì, era la coppia Rumor-Bisaglia. Era Rumor. Sì. Ma anche lì ci sarebbe da vedere Mani Pulite. Allora, però io vi chiedo cortesemente di restare sul tema perché stiamo navigando a vista e quindi io proporrei di restare sul tema, nel senso cosa è stato Mani Pulite, e chiediamo il secondo intervento, il secondo contributo, e su questo poi vediamo come si esprime, perché quello che dà un volto a Mani Pulite è Craxi, non è che poi tutti gli altri non ci siano. Parliamo di 5.500 accusati, condannati al 99%,
Però è Craxi che interpreta il personaggio ed è una cosa molto strana. Probabilmente se Craxi stava defilato certe cose non sarebbero successe, ma lui che si autoaccusa e dice siamo tutti così, quindi questa è normalità. Vediamo un po' il contributo, che è un pezzo del film Hammamet, e poi... Di quale tesoro parla lei? I nostri soldi, quelli che ci hai rubato. Non li ho rubati, me li avete tirati addosso. Erano monetine che io ho raccolto da terra una ad una e poi le ho versate in un paradiso fiscale. Ecco il mio tesoro, monetine. E alle accuse di ladrocinio rispondeva inviperito: cercate pure nella mia casa e nel giardino. Cercarlo, venite, casa mia è aperta per tutti quanti voi. Potete scavare nel giardino per cercarlo, il mio tesoro, alzare i letti, dove le avete trovate? Quelle monetine, nei salvadanai dei bambini, siete entrati nelle sagrestie a rompere le cassette delle elemosine, avete aggredito i mendicanti. Eccolo! Stanno tirando di tutto! Attenzione! Ecco, ce ne arrivano addosso anche a noi. Monete, tutto, lanciano tutto. Ecco, è il famoso evento delle monetine. Graziano. Cosa rappresenta in quel momento il Partito Socialista, che è quello che crea la smagliatura? Poi chiaramente tutti gli altri partiti si andranno dentro perché non si salva nessuno. È questo personaggio che nonostante tutto ancora ritiene di essere dalla parte del giusto. Aveva ricevuto Bettino Craxi denaro, diciamo, contributi illeciti, aveva avuto tangenti. Quello che sappiamo è che non solo il partito aveva beneficiato di risorse insieme a tanti altri partiti, di risorse illegali, ma che era proprio il sistema del finanziamento illegale ai partiti ad aver consentito anche alcune operazioni di immagine che nella seconda metà degli anni '80 ha visto il Partito Socialista come un partito particolarmente capace, certo, col senno di poi, capace anche con risorse che non erano di provenienza lecita. Diciamo che il Partito Socialista negli anni '80 ha rappresentato un modello di partito che da un lato offriva ad una certa fascia dell'opinione pubblica italiana un'immagine di modernità, cioè un socialismo che potesse cambiare ciò che non andava, alcuni aspetti che non funzionavano della democrazia italiana, al tempo stesso portare l'Italia verso una modernità europea, di cui anche si parla molto di Berlusconi e dell'immagine di Berlusconi, ma i primi spot innovativi, la prima comunicazione innovativa la vediamo proprio nel Partito Socialista, le immagini anche dei congressi che cambiano, sono immagini che fanno parte della storia del Partito Socialista della seconda metà degli anni '80. E Craxi in tutto questo ha un ruolo fondamentale in quanto è l'artefice di questa trasformazione del Partito Socialista italiano, che nel corso degli anni '80 non solo diventa partito di governo, ma partito che esprime un primo ministro, cosa che, come sappiamo, non era accaduta in precedenza. Detto questo, l'eredità socialista è un'eredità disastrosa dal punto di vista della moralità pubblica e già negli anni 90, nei primi anni 90, come dire, era noto che il malcostume era molto diffuso. Io ero a Milano in quegli anni e si sapeva, si percepiva che ci fosse un malcostume estremamente diffuso e che fosse più vicino ad alcuni partiti rispetto ad altri. Le indagini mostreranno che la corruzione era piuttosto endemica, quindi il sistema dei partiti si trovava in difficoltà, perché senza le risorse aggiuntive, come le definite Craxi, questi partiti non riuscivano a stare in piedi.
perché erano diventati un po' vittime della legge ferrea dell'oligarchia a loro volta, cioè erano diventati partiti che sempre più autoreferenziali, sempre più in cerca di risorse per riprodurre se stessi. Ecco, ancora una volta Tangentopoli ha segnato la fine di questo tipo di partiti, dando vita, come si diceva prima, a partiti più incentrati sulla leadership, sulla persona, che però si sono poi trasformati in tempi ancora più recenti in partiti neopopulisti che difficilmente riescono a cogliere fino in fondo degli aspetti anche di innovazione che sarebbero necessari per la democrazia italiana. Quindi da un lato la protesta è cresciuta, la disaffezione nei confronti dei partiti è cresciuta nel corso di questi anni. I Tangentopoli quindi ancora una volta restano soprattutto delle speranze mancate, perché in anni in cui Craxi veniva visto come il vecchio, veniva visto come una politica sorpassata insieme a tanti altri, i nuovi partiti con tutti i limiti che potevano avere andavano in una direzione che comunque era perlomeno sotto il profilo comunicativo nuova, a livello sistemico si andava verso l'alternanza. Dopo il 2005, ancora di più dopo la crisi del 2008, il declino è diventato pressoché irreversibile. Ora staremo a vedere cosa accadrà ai partiti in quanto tali, però indubbiamente, si è detto anche prima, lo sfascio del Movimento 5 Stelle è un po' emblematico di questo tentativo fallito degli anni 2010 di avere un nuovo partito, Movimento 5 Stelle, che cercava di riavvicinare i cittadini alla politica, creando delle nuove forme di partito che comunque vedevano la democrazia partecipativa, nella democrazia diretta, un elemento positivo, senza entrare troppo nel merito, ma un elemento che avrebbe innovato, quindi un'altra sorta di innovazione non solo comunicativa. Ecco, di fronte alla politica di palazzo, alla politica istituzionale, anche questo movimento partito si è sciolto come neve al sole. Certo. Allora, interrompiamo un attimo per passare in pubblicità, ma comunque la domanda rimane: i politici prendevano i soldi per il partito o prendevano anche personalmente i soldi per loro stessi e per le loro correnti? Andiamo in pubblicità e poi sentiamo.